della Lega Nord della sezione di Rosà, Paolo Bordignon, al suo quinto anno di mandato. Benvenuto. Vi ringrazio, naturalmente mi associo ai saluti di Andrea e oltre a questo voglio ringraziarvi perché per noi è veramente un giorno di festa oggi. Un giorno di festa perché vogliamo dare una giusta riconoscenza a questa sede, che non è il punto secondo me di lavoro dei militanti e dei sostenitori, è una sede a porta aperta dove tutti possono entrare naturalmente solamente giustamente verso la gente nuova che si avvicina al nostro movimento in questo momento, che vede nella Lega gli ideali di cambiamento e l'unico partito che ha degli ideali. Accanto a questo non posso fare a meno oggi di ricordare il passato della Lega. Quindi il significato di questa sede, non della sezione che ripeto, nel 70 sezioni nella nostra provincia e quindi la sezione è ben collaudata nel tempo, ma questa sede dà questo messaggio. La Lega di lotta e di governo, perché sai, insomma, che abbiamo delle responsabilità amministrative non indifferenti, rimane sempre e comunque la Lega a servizio dei cittadini e non si dismentica del ruolo e del motivo per cui Umberto Bossi ne insegna a fare politica. Complimenti di riferimento così, dove i nostri cittadini possono dare spazio alle loro idee, ma possono anche dire le loro problematiche, confrontarsi con gli altri, penso sia un qualcosa di fondamentale per chi fa politica, perché non si può fare politica senza avere dei luoghi di aggregazione e di confronto. Anche della provincia di Vicenza viene fatta dalla sezione di Rosà, perché appunto ha avuto passaggi importanti, momenti fondamentali, personaggi di primo spicco mandati a rappresentare il territorio a vari livelli. Questo penso sia l'ultimo tassello, uno dei tanti che devono sottofare gli amici leghisti di Rosà nell'attività sul territorio. Anche ottima la scelta, visto appunto mostrare bandiera di fronte a 20.000 passaggi al giorno, è importante anche questo, cioè scegliere i posti giusti per far capire che la Lega è presente sul territorio. Ancora complimenti. È sempre emozionante quando si apre una nuova sede e lo è particolarmente per me perché sono partita da qui. Erano i primi anni 90 quando era difficile essere leghista, quando ci trovavamo nei bar, quando eravamo guardati con curiosità, diffidenza ma con tanta speranza. Ecco, credo che la Lega abbia dato... Intanto i miei complimenti alla sezione di Rosà, al sindaco e soprattutto tutti i nostri militanti che lavorano nel territorio. Quando si inaugura la sede è come, io dico sempre, un nuovo parto, è come un nuovo bambino che nasce, un nuovo bambino della Lega. Questo è molto importante perché ci fa capire come il nostro movimento sia molto vicino alla gente. Molto più vicino essere qua, perché quando si apre una nuova sezione, vuol dire che si aggiunge tassello a tassello di quello che già comunque da molti anni si sta facendo. Se da molti anni a Rosà abbiamo un sindaco leghista, qualche motivo ci sarà. Guardate che normalmente ringrazio tutti gli amici che sono qui, i colleghi oggi, i militanti, i sostenitori, i semplici cittadini, ma ringrazio anche tutti i militanti della sezione di Rosà, il direttivo, il gruppo di lavoro, quelli che comunque si sono impegnati non solo per la giornata di oggi, ma che comunque stanno mettendo in campo molte iniziative. Su Rosà credo sono già state spese tante parole, quindi non mi resta che non aggiungo molt'altro. Abbiamo iniziato tantissimo tempo fa e continuiamo ad andare avanti con lo stesso spirito, con la stessa passione, rinnovati sicuramente, ma determinati nel portare avanti quelli che sono i nostri ideali, quelli che sono i nostri obiettivi, quella che è la nostra agenda che è tracciata dal nostro segretario Umberto Bossi. Quindi su questo Rosà, assieme a tutto il territorio, assieme alla provincia, insomma in prima linea, e continuerà in questa lotta di cambiamento, perché alla fine quello che a noi interessa è il cambiamento. E anche punti di incontro, di ascolto, di confronto come questi servono sicuramente per tracciare, ma servono a noi che abbiamo responsabilità politica e istituzionale anche per andare avanti nonostante le difficoltà, e quindi rinnovo soprattutto il ringraziamento a voi, semplici cittadini, semplici sostenitori, semplici militanti, a continuare a seguirci, a sostenerci in tutte quelle che sono le nostre battaglie.